Allora, ritorniamo a noi. Voi avete parlato anche di un discorso di giustizia sociale, anzi di ingiustizia sociale, che c'è e che continua a perpetrarsi a danno dei pensionati e dei futuri pensionati. Sì. Cioè che cosa? Cioè, l'ingiustizia sociale sta nel fatto che se io non creo delle opportunità di equità fiscale, di equità diciamo così legata alle retribuzioni, ai redditi, inevitabilmente do la possibilità diciamo, a chi è più forte di avere sempre di più e chi è più debole invece lo ghettizziamo, lo emarginiamo nella società. Quindi l'intervento che deve essere fatto in previdenza, in sanità, in assistenza, devono essere 3 interventi che diano certezze al presente ma soprattutto al futuro. Al presente perché abbiamo gli anziani non autosufficienti che bussano alle porte diciamo così, dei servizi, ma i giovani di oggi diventeranno anziani non autosufficienti fra 30, 40 anni, 50 anni. La programmazione di un paese, di uno Stato, guarda al presente ma guarda anche al domani e anche al dopodomani, questo è il punto. Le ingiustizie sociali sono praticamente diciamo, di fronte a situazioni veramente preoccupanti, di fronte a quasi 15 milioni di poveri e il governo non attua, questo governo come gli altri governi, non ha e non hanno attuato nessuna politica di contrasto alla povertà. Quindi i 15 milioni di poveri sono tutti lì di fronte a noi, ne abbiamo circa 500.000 anche qui in Veneto a rischio povertà, che vuol dire che una persona non ha diciamo, le risorse sufficienti per curarsi, che è il punto fondamentale, si è parlato per perché anni magari può avere non so, qualche euro per prendersi un pezzo di pane e qualcosa, ma non ha risorse sufficienti per curarsi, per dare dignità alla sua vita e soprattutto per allungare in tranquillità e in salute la propria vita. Queste sono le ingiustizie. Sono cose, possono sembrare cose banali, scontate per qualcuno che magari ha un reddito medio-alto, ma per chi vive con 600, 700, 900 euro al mese di pensione e che magari anche la moglie a carico e che magari deve pagare un affitto oppure ha qualche cioè va avanti con 300 euro al mese mutuo se tutto aperto va bene per il proprio appartamento, non riesce, paga soltanto le spese vive e poi si arrangia, come suol dire, rispetto anche ai generi di prima necessità. Allora, insomma, questo campanello d'allarme che periodicamente Caritas, ma anche l'Istat, ma anche altri rilevatori sociali ci indicano che c'è un aumento preoccupante delle povertà, se tu non intervieni, quando dico tu vuol dire il Paese, che vuol dire governo, che vuol dire regioni, che vuol dire enti locali, che vuol dire la solidarietà anche tra persone, dobbiamo metterla anche questa, è chiaro che crei appunto queste ingiustizie, queste disparità. E quando ci sono queste disparità e ingiustizie, molto spesso i valori diciamo, nostri costituzionali vengono messi in discussione, perché poi le persone possono avere anche dei comportamenti diciamo, poco consoni rispetto al rispetto delle norme, perché la disperazione ci porta a fare delle cose che magari non dovrebbero mai succedere, ma la disperazione non ha poi diciamo, delle regole. Diciamo, non è governabile e quindi di conseguenza ci può scatenare diciamo, qualche protesta di un certo rilievo, insomma, ecco, perché la gente disperata non sa come muoversi e di conseguenza i nostri comportamenti non sono razionali. Allora, per evitare tutto questo è inutile fare i proclami, diciamo così, periodicamente attraverso i mass media, dobbiamo realizzare cose concrete. Ecco, però ad esempio a fronte di questa notizia che non, cioè, effettivamente può lasciare tempo che trova, però effettivamente emerge questo dato dell'Ocse, eccetera. Questo può essere considerato un proclama per alcuni, dice questo è l'ennesima, sì. Perché dice Boeri si fa sentire, cioè esisto, faccio qualcosa, sì. Però in realtà è un riscontrare dati oggettivi, cioè una realtà. Portarla alla luce, i giornali ne parlano, il giorno dopo non se ne parla più, è finito lì. Però il problema non è stato risolto assolutamente. No, c'è diciamo, il famoso spot, dobbiamo dire così, cioè la quotidianità che ci porta a fotografare un determinato problema e poi va nel dimenticatoio. Questo è il punto, ma il dimenticatoio però è chiaro, la gente praticamente ormai sfiduciata non ha più voglia di riprendere quell'argomento, approfondirlo e anche secondo me realizzare quella massa critica di protesta. Ma non ci crede più, che è la cosa peggiore. Appunto, proprio per quello, perché appunto non vedendo risultati ha poca fiducia e questo è il punto. Quando parliamo che c'è una crisi della rappresentanza politica,
e anche istituzionale. Sono queste le motivazioni, cioè se tu a un cittadino che ha bisogno non dai una risposta, non dico una risposta diciamo corporativa, personale, ma una risposta diciamo di equità e di giustizia, è chiaro che le persone non hanno più fiducia, quindi la caduta di rappresentanza nasce appunto dalla mancanza di risposte. Se manca la risposta ai problemi della gente, inevitabilmente la gente non ci crede più. Però tutto continua inalterato, come se non fosse successo nulla, questo è un dato di fatto. Nel nostro paese succede così. Sì, questo è il problema che dovrebbe, queste criticità qua che vengono evidenziate, che vengono messe in evidenza, se non vengono prese in considerazione di chi è stato democraticamente chiamato a governare, diventa un problema serio, Perché a questo punto quando io vado a votare, se non ho la certezza che poi i problemi della gente non sono presi in considerazione, chi mi fa? Ma tanto basta fare due promesse, sotto campagna elettorale le bastano fare due promesse, la gente sì, ci casca perché poi ci dico, ma c'è un calo del vota. quasi 50% di defezione al voto. Però quei pochi che vanno sono sufficienti per garantire le vendite di posizione. Se tu che sei stato eletto non prendi in considerazione i problemi delle persone, non dai risposte, è chiaro che le persone non hanno più questa voglia, diciamo così, di impegnarsi. Poi c'è un problema che bisogna che si riprenda, diciamo, secondo me, anche l'azione di richiamo agli impegni. Io non voglio... Ecco, infatti qui entrano in gioco, per carità, voi come House, però anche i sindacati congiuntamente, le varie organizzazioni sociali che esistono sul territorio, che sono state però tenute da parte, contrariamente alle aspettative che avevano, perché indubbiamente con un governo di reggenza PD l'aspettativa era di quella conteremo di più, saremo interpellati, invece è proprio stato il peggio del peggio, perché se non altro in passato qualcosa potevano fare, adesso proprio il silenzio più totale, quindi è stata anche una mazzata. Non c'è la considerazione della rappresentanza sociale, non c'è una considerazione e tantomeno c'è la volontà di coinvolgere la rappresentanza sociale. Poi anzi, si parla dei patronati adesso. Sì, poi si vogliono tagliare le risorse ai patronati, si vogliono tagliare le risorse ai CAF. Vuol dire che praticamente riducendo le risorse che erano... Chi è che vuole farlo innanzitutto? La finanziaria, che è quella che è in discussione, la famosa legge di stabilità che sarà oggetto di discussione nelle prossime ore, prevede appunto un taglio consistente sia sul versante dei patronati che sui centri di assistenza fiscale. Quali sono i patronati? Così spieghiamo chi ci ascolta. I tre patronati sono i maggiormente riconosciuti, sono quelli legati alla CGIL, CISLUI e alle ACLI, sono i quattro patronati. Perché secondo lei si vogliono tagliare, forse per metterli a tacere quel poco rumore che no, perché io do questa lettura sia sul versante dei patronati che sul versante dei centri fiscali. Qui è vero, soprattutto sul versante diciamo INPS e anche sul versante fiscale, è vero che c'è introdotta una informatizzazione diciamo delle prestazioni, nel senso che molte prestazioni si possono fare online, come si suol dire, no? Però diciamo, il governo in questo caso non comprende che la stragrande maggioranza delle persone non sono persone in grado di poter utilizzare il computer con una certa diciamo, facilità. Hanno e avranno sempre più bisogno di avere comunque il famoso supporto diciamo, della persona, il suo famoso supporto umano, cioè di recarsi in un ufficio per far fare quelle procedure che loro non riuscirebbero a fare a casa. Però detto questo, e secondo me la motivazione è perché il governo ha bisogno di recuperare risorse, fare famosa cassa, certo. E allora interviene sulle pensioni, interviene su quelle realtà che sono maggiormente tracciabili, perché si possono vedere con mano diciamo, le risorse, e taglia e pensa, è convinto, che poi la persona che ha bisogno comunque farà quella pratica, farà quella dichiarazione di redditi, pagando di tasca propria. Questo è il senso, cioè se io taglio le risorse ai patronati che garantiscono prestazioni gratuitamente, questo è il punto. Oggi i patronati garantiscono prestazioni di tutta una serie di attività, dalle pensioni all'assistenza, agli assegni familiari, alla disoccupazione e quant'altro in forma gratuita, perché appunto diciamo, c'è questo rapporto di convenzione con l'istituto, in questo caso l'INPS, che riconosce una quota appunto di risorse per pagare il personale e le varie spese che sostengono. Quindi se tu togli, è chiaro che l'obiettivo del governo in questo caso è di far pagare ancora il cittadino. Cioè quando il governo parla stiamo riducendo le tasse, questo è l'assurdo. Benissimo, tu riduci le tasse, tu dai 80 euro ai lavoratori, no? Però poi una serie di prestazioni che prima erano gratuite le fai pagare. Perché se non vado al CAF che me lo fa a costi diciamo politici, a costi ridotti quella prestazione, ma vado da un commercialista e il commercialista ha costi più alti rispetto a un centro fiscale, di conseguenza pago una prestazione.
Quindi con una mano mi togli qualche euro di tassazione, però dall'altra parte mi fai pagare il patronato o chi mi fa l'attività di patronato, mi fai pagare il commercialista per l'attività della dichiarazione dei redditi, di conseguenza sempre famosa scarpa grossa si dice, no, si diceva una volta, deve pagare, quindi è l'operaio, l'impiegato, il pensionato, il piccolo imprenditore, l'artigiano che devono pagarsi praticamente queste prestazioni. Questo è l'obiettivo, cioè far pagare ancora i cittadini prestazioni che fino ad oggi sono garantiti o con costi modici come il servizio fiscale o gratuitamente, lo ripeto gratuitamente, come i servizi dei patronati. Quindi non è un fastidio che arrecano secondo lei, ma una formula per introiettare altri soldi? È una forma per introiettare dei soldi, io poi do una lettura tutta mia personale, è un modo anche secondo me per penalizzare, non so, ecco io ci metto un po' di cattiveria, mettiamo così, ecco, tutta mia personale, è un modo per penalizzare anche tutti quei servizi che fanno capo alle grandi organizzazioni, perché quando parliamo appunto di patronati significa soprattutto CGIL e CISL-UIL, quando parliamo di CAF vuol dire soprattutto CAF di CGIL e CISL-UIL. No, ma infatti quello è stato quindi il io pensiero. do una lettura anche politica, ecco, mettiamola così. Qui c'è il tentativo del governo, ecco, di penalizzare, di colpire ancora quegli strumenti di aiuto alle persone che sono dentro alle strutture sindacali come le 3 grandi confederazioni. Poi ci aggiungo anche le ACLI, perché anche le ACLI ha un ruolo importantissimo ed è presente in molte realtà del nostro territorio. Ecco, ma secondo lei questo più che altro, forse questo tipo di lettura che è già stata data anche da altri, risulta più credibile, perché altrimenti l'altra sì, dai, porti i lavori commercialisti oppure porti fatica alla persona a casa che tanto commercialista non avrà manco i soldi per andarci, quindi si arrangerà da sé. Sì, oppure forse vogliono... il figlio che però, sì, per carità, però più che altro c'è un discorso però un po' noi oggi diverso. Abbiamo delle professionalità, perché per esempio il CAF mi certifica e risponde se c'è un errore, il patronato se diciamo per ipotesi c'è qualche errore risponde, perché ovviamente c'è una prestazione che deve non rispondere, diciamo, se ci sono qualche difficoltà o qualche errore, ma ci sono delle professionalità in campo, ecco, tu vai a vanificare, a mortificare queste professionalità. Questo è il punto, quindi fai ricadere ancora sulle tasche dei cittadini prestazioni che fino ad oggi insomma, sono garantite senza una pesantezza di costo che invece domani si potrebbero determinare. Infatti secondo me hanno fatto benissimo anche l'altro ieri a protestare diciamo, i dipendenti e gli operatori dei patronati sulle piazze per richiamare il governo di evitare ancora tagli, perché già nella finanziaria precedente, nella legge di stabilità precedente hanno fatto un taglio sulle risorse finalizzate ai patronati e hanno fatto bene anche i centri fiscali a protestare richiamando i cittadini diciamo, a questa nuova realtà. Fanno bene richiamare, i cittadini devono capire che se... Forse perché anche questo, ci sono notizie che passano in secondo ordine, cioè non sono comprese, perché uno dice generali patronati, ci passa sopra, non riesce a capirne la valenza, che cosa può comportare anche questo? È chiaro che oggi se tu vai al patronato, tu ti prenoti un appuntamento, ti fanno la prestazione, non paghi nulla, al limite... Dovrai pazientare un po' perché c'è una coda magari, perché sono parecchie persone che si recano, perché ci sono delle scadenze annuali, devi aspettare un po' di minuti per avere il tuo turno, ma poi quando tu esci da lì non paghi nulla e sei sicuro che la tua pratica è certificata, entra in meccanismo online con l'INPS e tu sei a posto. Se vai al CAF è la stessa cosa, paghi un costo modico perché comunque lì non c'è una convenzione diretta come succede con l'istituto di previdenza, che è l'istituto che dà le risorse, che poi sono sempre le risorse della collettività ovviamente, perché l'INPS percepisce risorse dallo Stato e dai contribuenti e quindi dà questo aiuto ai patronati affinché i patronati possano svolgere. Tenga presente una cosa, che però una parte dei costi dei patronati sono sostenuti dalle associazioni che hanno fatto nascere i patronati, quindi non è assolutamente vero che tutto viene pagato dal pubblico quando parliamo di patronato, c'è una quota consistente di costo che è a carico per esempio delle confederazioni, perché per garantire servizi migliori le confederazioni si fanno carico di personale, di strumenti, di strutture e quindi quei costi sono a carico delle strutture che sono le promotrici o coloro che hanno fondato i patronati ancora quasi 60-70 anni fa, insomma questo è il punto di riferimento. Sui servizi fiscali il cittadino deve capire che se oggi paga, non so, 40-50 euro per una dichiarazione di reddito, adesso dico una cifra ovviamente puramente indicativa, domani se vado da un commercialista, ma no perché io ho qualcosa contro il commercialista, perché il commercialista ha dei costi che i centri fiscali magari non hanno, minimo paghi 100 euro, paghi il doppio, questo è il punto. E poi questo meccanismo che mai c'è questa mania di dire ma si può fare tutto a casa, non è assolutamente vero, l'abbiamo sperimentato quest'anno
sono stati pochissimi cittadini che hanno fatto la dichiarazione di redditi online. La stragrande maggioranza, lo dico ovviamente in maniera bonaria, hanno intasato gli sportelli dei CAF. Li hanno veramente intasati, perché non è vero che è fattibile questa cosa per tutti. Qualcuno, qualche bravo informatico sì, ma è un po' una presa in giro. Ma sì, questo è il punto. Allora, far pagare ancora i cittadini non va bene, e non va bene nemmeno affermare che c'è questa operazione di abbassamento delle tasse quando mi crea dei costi, diciamo così, legati a delle prestazioni. Ma per quello dicevo, a volte per il cittadino basta la promessa, basta la parola detta ad alta voce, e naturalmente ci crede perché non ha gli strumenti per andare oltre, per capire cosa ci sta dietro, per vedere il quadro complessivo. Dice: ti tolgo questa tassa, in realtà attento perché ce ne sono talmente tanti altri balzelli attorno che altro che ti tolgo quella tassa te ne ho messa in aggiunta in più. Infatti ci sono calcoli anche ben precisi che taluni hanno fatto di innalzamento notevole delle tasse. E questo avverrà anche sulla sanità. Perché sulla sanità è vero che c'è un adeguamento diciamo del budget complessivo, ma è un adeguamento insufficiente. Quindi cosa significa? Significa che i ticket che paghiamo ancora adesso continueranno a essere pagati. Alcune prestazioni che prima venivano garantite gratuitamente dobbiamo compartecipare al costo, quindi voglio dire, è un sistema che non dà più quella garanzia di welfare nel suo insieme che avevamo fino a pochi anni fa. Ecco, per quel che riguarda sempre la sua posizione come Presidente dell'Auser per il sistema socio-sanitario, quindi la riforma che deve essere attuata, l'ulteriore riforma che deve essere attuata in Veneto, come lo vedete voi? Io ho avuto modo di fare un po' di esperienza anche quando prima di entrare all'Auser all'interno della CGIL seguivo le politiche del welfare. Io sono molto preoccupato e molto perplesso di questa operazione, per esempio della riduzione del numero delle USL. Per quale ragione? Perché io intravedo un vuoto di governance territoriale. Allora, è vero che il nostro sistema era un sistema un po' anomalo rispetto ad altri sistemi regionali, penso alla Toscana, all'Emilia Romagna, che avevano da sempre aziende cosiddette sanitarie locali provinciali. Ma la nostra storia è una storia intanto di integrazione sociosanitaria, che è l'unica a questo livello di qualità e di quantità a livello nazionale, ma anche un modello che viene preso in considerazione a livello europeo. E se vado a concentrare o a centrare tutto nel capoluogo di provincia delle 7 province del Veneto, io mi pongo questa domanda: chi oggi per esempio governa la sanità, o meglio governa il sociosanitario a Montagnana, per dire un paese lontano dalla città di Padova, o Castelfranco o Feltre o altri paesi lontani rispetto al capoluogo che può essere in questo caso Belluno, Padova o Treviso, e non credo che quella realtà territoriale sia governata efficacemente come è adesso, avendo un'unica cabina di regia nella città capoluogo. Sempre che non vi sia contestualmente il passaggio da un sistema che abbiamo oggi noi, di distretti non molto presenti dal punto di vista della funzionalità perché sono limitati, se si avvia per esempio una capillare presenza di distretti in tutti i famosi ex mandamenti che avevamo una volta, certo, quindi le famose aree vaste della nostra realtà, se non si va verso l'H24 con la presenza dei medici di medicina generale nelle 24 ore nei punti strategici della nostra realtà territoriali, se non c'è una politica vera di prevenzione, se non c'è una politica vera appunto di aiuto alle persone non autosufficienti, io intravedo un pericolo che è quello della mancanza di governance a livello territoriale dei punti più lontani dalle città capoluogo. Questo è il punto di riferimento. Poi l'altra difficoltà, per fortuna che adesso è stata accantonata questa vicenda dell'azienda zero, è che tu non puoi portare tutto dentro i palazzi di Venezia il sistema, della direzione, appunto sempre ritornando a quel termine ormai famoso della governance della sanità del Veneto. Devi avere la disponibilità delle persone, che vuol dire in questo caso i comuni, i sindaci, la conferenza dei sindaci, affinché loro devono essere in grado di
definire i programmi, i progetti e la programmazione. Però non erano scartati, credo, la conferenza dei sindaci. No, non erano scartati, però sinceramente si dava un potere eccessivo, diciamo così, alle sedi del potere a livello regionale. Questa è la critica. Infatti lo hanno capito anche loro, però, non soltanto le forze sociali che hanno protestato, lo hanno capito anche loro, infatti non a caso l'hanno accantonato per appunto rivedere e sistemare. Ecco. Però diciamo che il passaggio da 21 aziende sociosanitarie. Però si tratta di taglio di costi anche lì. Sì, ma il conto sanitario, tenga presente, abbiamo quasi 8 miliardi e mezzo di finanziamento. No, aspetta, io le interrompo un attimo, perché torniamo su questo tema, con calma, perché abbiamo la pubblicità. Sì. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi e vediamo un po' di approfondirlo.